Come stai? Buonasera. Faccio piano piano. Come sta? Tutto bene? Tutto bene. Prosciutto nervoso. No. Agnello nervoso. No. Non voglio niente. Prosciutto nervoso. Non vuole niente. Agnello nervoso. No! Ma che cazzo vuoi? Nulla, Non vuole mai niente. Siamo, allora, festa degli innamorati. Oh. Io e Carlo Conti, guarda, sono stato veramente scottato dalle donne, veramente. Come mai? Guarda, veramente, perché la prima donna che ho portato in casa, l'ho portata a casa mia e le ho detto, guarda, qui ciò che è mio è tuo, ciò che è mio è tuo, mi ha venduto l'appartamento. Veramente, l'altra gli ho detto, guarda, chiama brucia, mi ha bruciato la macchina. Una porca, guarda, una porca. In Sardegna va tutto bene, ti vogliono tanto bene, a te veramente è come voler bene a un cane, cioè ti vogliono bene come un maiale, li vogliono veramente. Addirittura ti hanno fatto anche una via, ti hanno intitolato una via? Via Carlo Conti da aria fresca. Grandioso. E io che ho scritto sotto, magari. Prosciutto ne vuole? No, Agnello ne non vuole? voglio niente. Non voglio niente. A proposito dell'amore. Sì. Ti ha chiamato. Prosciutto ne vuole? No! No, senta, che mi risponde? Per la gente che a casa non vuole capisce niente che nessuno. Nessuno. Che cazzo vuole? Vabbè, No. allora. Vuoi carta musica? No. No. La carta musica è quella che metti in bocca e fa. No, è buona, è buona, guarda che è buona. Allora, ti saluta quella mia amica che la dà. Va bene, va con cani e è un po' facile di e costume. addirittura è incinta, voglio dare questa notizia, farle l'auguri. bene, È noi facciamo incinta tanto- che lei fa con tutti, veramente una cosa. non ci interessa. E può venire anche con te. Io ho detto, Vabbè, guarda, ora non ci interessa. meglio i cani, i porci no. Bene. Sono contento per questa ragazza. Adesso avrà il problema del nome. Il problema del nome? Sì. Il problema è il cognome, che non sa a chi darlo, veramente, ma faccio un telefono, veramente, guarda, ballo sardo, Senti, Capino, tu sei l'esperto delle barzellettine lampo. Oh, una barzellettina che l'ha raccontata dedicata a San Valentino, innamorati, perché come tu sai l'amore sfocia nel matrimonio. Questa Certamente. l'ha raccontata Gino Ranieri, che è un cantante bravo. Gino Bramieri. Ranieri, allenatore, il No, cantante, sì, vabbè, insomma, sempre lui. Allora, due si sposano, che già qui a Crepapelle. Ma Crepapelle cosa? A Crepapelle. Allora, si sposano e vanno in viaggio di nozze. Lei, casta e pura, la prima notte vanno in un albergo bellissimo e però lei gli fa, stanotte camere separate. Lui ha detto, la prima notte, questa qui sarà un po', capito? E così, camere separate. E niente, la prima notte. La seconda notte, camere separate anche stanotte, capito? Anche la seconda notte. E lui a Crepapelle già, capito? Proprio a Crepapelle lui non ne poteva più, possibile che questa qua, casta e pura, non me la voglia dare, questo pensava lui. Allora, niente, terza notte camere separate. Lei, guarda, non ce la fai, camere separate. La quarta notte, ancora, lei sente bussare alla porta. Tu. E lei gli fa, amore, perché bussi? E io ho detto, non chiedermi perché busso, chiedimi con che cosa busso. Capito da voi?